Il 3 ottobre è stato designato come giornata della memoria e dell'accoglienza in Italia in seguito all'approvazione della legge 45 del 2016. La scelta di questa data è simbolica e ricorda proprio il naufragio avvenuto il 3 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa. Questa giornata serve a onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per cercare una vita migliore. Dal 2014 morti e dispersi nel Mediterraneo sono stati in media circa 8 al giorno, pari a oltre 30.000, molti dei quali bambini e adolescenti. In un contesto mondiale sempre più incerto e caratterizzato da guerre, persecuzioni, violenze, povertà, crisi umanitaria, chi fugge da tutto per raggiungere un futuro in Europa continua a rischiare la propria vita e quella dei propri figli, in mancanza di vie legali e sicure, e troppo spesso perde la vita in quella macabra lotteria che è la traversata di una delle rotte più letali al mondo, il Mar Mediterraneo. La giornata della memoria e dell'accoglienza promuove anche iniziative di sensibilizzazione, celebrazioni, attività culturali. Anche quest'anno partecipiamo alle attività organizzate dal Comitato 3 ottobre a Lampedusa che prevedono laboratori per studenti italiani e stranieri, una tavola rotonda sulla esternalizzazione dei confini e le violenze sulle persone migranti con un intervento di Antonella Inverno, responsabile ricerca, analisi e formazione di Save the Children. Per questa giornata, continua Save the Children, saremo a Lampedusa insieme ad alcuni ragazzi del movimento Giovani Save the Children, racconteranno le giornate sui loro canali social, insieme a loro e la redazione di Change the Future racconteranno le giornate sui canali del movimento. Nel corso del 2024 sono giunte in Italia via mare oltre 48.000 persone rifugiate e migranti, di cui 5.500 minori stranieri non accompagnati. Nel sistema di accoglienza italiano al 31 agosto del 2024 risultano presenti oltre 20.000 minori stranieri non accompagnati, in calo rispetto al 31 agosto del 2023, quando ce n'erano 22.599, ma in aumento rispetto allo stesso periodo di rilevazione del 2022. Lampedusa pertanto si conferma anche quest'anno il principale luogo di arrivo via mare in Italia di minori stranieri non accompagnati, bambini e bambine accompagnati, donne sole e donne in stato di gravidanza.